Lei ha visto, durante proprio nel cuore della notte, una donna che scappava? No, era già scappata e sentivo che piangeva questa donna e delle persone che erano probabilmente lì in casa con questo tipo la chiamavano. Allora lei è venuta giù da quel prato lì, perché io ero su Poggiolo che guardavo praticamente, e piangeva, l'ha caricata in macchina e l'ha portata via per mettere in sicurezza, credo, ecco. Dopodiché ho sentito che c'era stata questa lite, sono venuti fuori i carabinieri, già il giorno dopo anche, e dopo non ho più sentito niente. Anzi, chiedevo alla signora che abita lì, che la conosco, che ha detto, gli diceva questa, perché non te ne vai via di casa? E questa qua, dove vado? Dove vado? Perché questa qua ha detto, ti fa fuori prima o poi. Infatti, ecco qua. Anche a dicembre era accaduto un episodio di violenza, raccontano i vicini sotto shock. Sono intervenuti a dicembre perché abbiamo chiamati noi, perché si stavano picchiando, urlavano come dei pazzi e quindi lui ha anche minacciato i carabinieri, era torso nudo, era ubriaco e c'era lei in casa che non usciva perché aveva paura. Cioè era qua fuori per quello che è successo. È l'unica cosa che so e basta. Io lei l'ho vista perché comunque la strada è quella, li vedi le persone, quindi era una bella ragazza anche. Sono veramente sconvolta. Cosa prova adesso? Rabbia, 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 perché non è possibile, non si può andare avanti così.